Cristo santo! Ma tu non bussi mai, cazzo! Ottimo lavoro, Sanchez. Già. E lui chi è? Uno sbirro? Una specie di investigatore? Oh, porca puttana! Ma che cazzo? Non è un investigatore di merda! Questo è un dannato spettro, una leggenda, un sicario del cazzo! Sicario? Oh, merda! Ma Piccola, di che cazzo stai parlando? piccola! Questo cambia davvero tutto! Questo cambia tutto! E che cazzo ne facciamo di lui? Toc toc toc, pulizie. Merda. Ciao. Che stai facendo? Improvvisa. Buenos dias, Pepita. Salve. Sì, abbiamo fatto un po' di casino. Perché non entri a Oh, rimetti? ci penso io. Sì, sarebbe perfetto. Pulisco ora? Certo, muovi. Ok. Sarò da me. Oh mio Dio. Oddio! Cazzo! Sei un fottuto animale! Cristo santo! Questo sì che è un taglio da moda. Merda! Sai, niente mi darebbe più soddisfazione di ucciderti qui e ora. Io che uccido il leggendario Hitman. Sì, ma vedi, io non ho bisogno di questo tipo di pubblicità. Quindi... Oddio. Oddio. Hai fatto una cosa brutta, brutta. Beh, ora non cercheranno un sicario, vero? Sicario. Yahoo! Ah, sai, non dico mai Yahoo, ma questo è un super Yahoo! È Natale, cazzo! Tieni, prendi un sorso. No! Ci ho ripensato. Pancia mia, fatti Lei che capire. potresti evitare di farlo? È una pessima idea. Avanti, piccola. Ti conviene accelerare il passo. Adios. Fermo! Polizia! Bene ragazzi, eccoci finalmente in una situazione molto ma molto calda in compagnia del nostro agente 47. Guardate un po', tutto l'albergo in fiamme, come avete potuto ben vedere dal video precedente. Mamma mia, siamo passati da essere predatori a essere preda. Vediamo di uscire di qui, vediamo un po', probabilmente la finestra può essere un ottimo metodo. Ok, andiamo. Fiamme, mamma mia, attenzione, qua sta per saltare tutto. A quanto pare siamo ricercati, vedete un po' le luci dal piano di sotto. Oddio, se ne sta crollando tutto. Un pezzo di cornicione qui manca, vediamo di fare un bel salto. Ok, molto rapidi. A quanto pare la soluzione si è presentata già da sola. Utilizziamo le scale antincendio. Andiamo presto, amico mio. Oddio, guardate un po', sta crollando tutto. Presto, speriamo di essere un po' fortunati e riuscire a uscirne vivi. Bene, forza, al piano superiore, al tetto. Ottimo, cerchiamo di uscire dal raggio della luce. Bene. Andiamo. Ok. I nemici hanno una visuale ridotta nelle aree invase dal fumo. Bene, ci sono nemici qua sopra a quanto pare. Vediamo un po'. Un'altra possibilità. I ragazzi di Myers stanno per assumere il controllo dell'operazione. Wow ragazzi, delle guardie qua sopra. Vediamo un po' dove possiamo ritrovarle. Ok, tramite l'utilizzo del nostro istinto abbiamo una visione un pochino più ampia. Ok, vediamo se abbiamo qualche arma. Bene, abbiamo questo nostro bel coltellino. Utilizziamolo, andiamo avanti. Ottimo, ottimo. Presto dietro questo bel condensatore qui dietro. Allora, vediamo un po'. Perfetto. Abbiamo due guardie davanti a noi. Meglio tenerci il coltellino ragazzi, potrebbe esserci utile magari più avanti. Adesso glielo lanciamo in testa al nostro amico, magari può essere molto più utile. Presto. Ottimo.
Siamo stati scoperti, però in compenso ce l'abbiamo fatta. Avanti, prendiamolo, portiamolo via, raccogliamo il nostro bel coltello e magari utilizziamo il suo travestimento per essere meno riconoscibili. Prendiamoci anche la sua bella pistolina. Perfetto, 12 colpi nel caricatore, molto buona per un combattimento corpo a corpo. Attenzione. Oddio. Che è questo rumore? Non è che se ne sta per crollare tutto, mi ricordo che era in fiamme il palazzo. Ok, vediamo un po' se possiamo utilizzare il nostro bel coltellino. Ragazzi, la visibilità è ridotta qui nel fumo, quindi molto bene, avanziamo. Perfetto. Oddio. Oh no 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 no. Bella. Abbiamo preso, portiamolo via di qui. Presto, presto, non ci hanno visto. Via, 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 via. Portiamolo via. Ottimo. Recuperiamo il coltello perché è molto ma molto importante. A mio parere è una delle armi migliori. Ok. Attenzione, non l'hanno visto più. Arriverà a breve. Attenzione ragazzi. Prendiamolo, il nostro ragazzone sta per arrivare. Usciamo il coltello dalla tasca. Pronti. Mimetizziamoci nel fumo. Maledizione, eccolo che si avvicina, sospettoso addirittura. Infatti non ha visto più il suo amico del cuore, se l'è visto accoltellato. Ah, non si sta avvicinando. Bene, facciamoci altri 2 passi. Oddio. Eccolo. Prendiamolo di dietro. Perfetto. L'abbiamo girato in una maniera proprio speciale. Portiamolo nuovamente anche da questa parte. Ma non so quanto potranno resistere alle fondamenta del nostro caro alberghino. Eccolo. Dov'è il coltello? Coltello a serra a manico. Bene. Poi mi devo ricordare di cercare che cosa significa. Andiamo. Allora, vediamo un po' se ce ne sono altre. Guardi, da queste parti ce ne deve essere solo una e non deve essere un problema. Attenzione che ci ha visto. Eccola qui, maledetta. Ok, utilizziamo nuovamente il nostro coltellino, mettiamolo al tappeto. Guardate però che figo Hitman, ha una leggera bruciatura nella parte sinistra del viso. Mamma mia, maledetti quegli stronzetti. Ci volevano mettere appunto sotto sequestro, però ce l'abbiamo fatta fuggire. Ancora non lo so ragazzi, però speriamo, dai. Avanti che mi sto bagnando tutto l'impermeabile. Vediamo di uscire fuori di qui. Prendiamo nuovamente il nostro coltello e magari un'altra bella pistolina può essere utile. Anche qualche proiettilino in più. Ok, andiamo avanti che qua se ne sta andando tutto in fiamme. Potete vedere hotel in fiamme. Oddio, via di qui. Ok, sfondiamo la porta, andiamocene via. Un bel calcione, ottimo. Forza. Olè. Ok, ci siamo buttati dall'altra parte del grattacielo. Ci troviamo spiaccicati a terra con le mosche che ci girano attorno. Ah no no no, bene, bene, il nostro Hitman molto intelligente. Gli ragiona il cervelletto. Allora, dove siamo capitati? Un barbone. Chi sono, il buono, il brutto e il cattivo? La squadra... Eccolo. Il nostro caro Hitman è riuscito a fuggire da un albergo in fiamme. Faccia bruciata. La caccia è aperta. Ma soprattutto la vendetta è aperta. Mamma mia. Oh, eccoci qui ragazzi. Allora, uscita localizzata. Dove ci troviamo? Biblioteca. Scappa dalla biblioteca al nostro obiettivo principale. Allora, vediamo dove siamo. Oddio. Siamo al di sopra di un bel pilastro. Guardate che figo il nostro caro agente 47. Mi ricorda un po' Assassin's Creed. Allora, vediamo un po' dove siamo e che cosa è successo, che non ho capito davvero... Ho capito davvero poco in questi ultimi attimi. Diamo un'occhiata al nostro taccuino. Potrebbe esserci d'aiuto. Allora. Ho sottovalutato il trafficante d'armi e ora ne sto pagando il prezzo. Devo andarmene, raggiungere la strada, mantenere un basso profilo, confondermi tra la folla. La polizia è sempre più vicina. Wow, allora, di norma sono trasparente, anonimo, il mio lavoro si svolge nell'ombra, la gente non vede, se non attiri la sua attenzione. Wow, allora, una volta scoperto il colpo della cameriera, quanto passerà prima che qualcuno ricordi? Un uomo, un abito, un volto, sono stato imprudente, ho sottovalutato il trafficante d'armi e ora ne sto pagando il prezzo. Infatti, dobbiamo andarcene e raggiungere la strada. Allora, forse qualche indizio potrebbe essere importante. Scappa dalla biblioteca. Un'unità della polizia sta già setacciando la sala e dobbiamo eludere gli uomini per trovare il modo di fuggire dall'edificio. Potrebbe essere difficile ragazzi, però diamo un'occhiata al nostro equipaggiamento. Un bel coltellino, 2 belle pistole, possiamo farcela. Allora, ben 4 uomini alla nostra destra, alla nostra sinistra. L'uscita deve essere quella dove c'è il lucernaio rosso. Ci sono ben 3 uomini di guardia qui in basso. Intanto scendiamo da qua sopra che sembriamo davvero Connor di Assassin's Creed. Allora, avanziamo dalla parte sinistra, potrebbe essere la migliore, perché dalla parte destra troppi uomini. Ok, spalle al muro, faccia a terra e pistola in tasca. Attenzione, ok. Nessuna traccia dell'omicidio. Tutto normale. Prendiamo il coltello ragazzi, molto più sicuro delle pistole. Soprattutto la vecchia arma per le uccisioni silenziose. Bene, attendiamo che il nostro amico se ne torni indietro. A quanto pare il suo giro è solo questo, avanti e indietro. E prepariamoci a scendere dall'altra parte. Bene.
Bene, possiamo avanzare ragazzi, il nostro caro amico poliziotto si è fatto un giro da quella parte, io direi che possiamo scendere in completa tranquillità e senza problemi. Allora, vediamo un po', avanziamo da questa parte, dalla parte destra, vediamo se riusciamo a trovare qualcosa di importante magari per arrivare alla nostra uscita. Attenzione, le guardie. Controllali subito. Cambiamo riparo, presto. Ottimo. Una guardia, oh mio Dio! L'istinto. Aspetta, Presto. ma non è forse... Ce l'abbiamo fatta per un pelo ragazzi. Cambiamo nuovamente riparo, vediamo se riusciamo a farlo secco magari con il nostro coltellino. Ok? Completo silenzio. Presto. Vieni qui, bello. Ottimo, uccisione silenziosa. Credo che nessuno andrebbe qui intorno, anzi qui dietro questo bel ripostiglio a vedere il corpo. Quindi possiamo stare tranquilli per adesso. Allora, vediamo un po'. Mi sembra di aver letto qualcosa. Infatti, rilascia lampadario. Qui intorno c'erano dei lampadari, dei lucernai che possono essere gettati a terra magari per attirare l'attenzione delle guardie e scappare in completa tranquillità. Avete visto che l'istinto si è ricaricato parecchio, quindi possiamo utilizzarlo magari per fuggire. Allora, vediamo un po'. Intanto dobbiamo calcolare il momento giusto, quando il baffetto qui davanti a noi non guarda, magari per interagire con questo ingranaggio. Attenzione, meglio aspettare sempre qualche attimo ragazzi per non essere scoperti. Ok, eccolo qui, vedete un po' che guarda con questa dannata lucettina. Proviamo ad andare, adesso non ci guarda, perfetto, perfetto, rilasciamo. Ottimo, le guardie si sono allertate, adesso andranno a vedere, vediamo se possiamo procedere da questo lato. Ok, perfetto, ecco la guardia che stava guardando da quel lato. Istinto. Perfetto, ottimo, molto bene. Vediamo un po' se possiamo andare completamente dall'altro lato per non essere visti ulteriormente. Attenzione, meno male che ne abbiamo raccolto un po' di istinto. Perfetto, è come se avessimo raggiunto una sorta di checkpoint ragazzi. Vediamo un po'. Allora, potrebbe essere anche un'ottima idea salire da queste scale e vediamo un po' dove ci portano. Vediamo un po', allora il nostro amico possiamo lasciarlo vivo lì. Vediamo un po', saliamo in completa calma. Attenzione, attenzione, utilizziamo l'istinto. Bene. Ce l'abbiamo fatta, perfetto. Proviamo a continuare dritto. Attenzione, una guardia. Bene, vediamo un po' ragazzi. Ci deve essere una guardia dall'altra parte della strada. Anzi della strada, della biblioteca. Vediamo un po' se riusciamo a intravederla magari così. Eccola lì. Possiamo andare direttamente lì e utilizzare il nostro coltellino per metterla a tacere. Ok, proviamoci. Dobbiamo stare molto attenti a uscire da questo piccolo arco. Ok, adesso possiamo provarci. Attenzione, con molta calma. Eccola. Oddio. Che è successo? Ah, si sarà staccata la luce, dannazione, staranno facendo dei lavori, mannaggia. Dobbiamo stare molto attenti ragazzi a questa guardia con la luce davanti a noi, a quella qui che si sta facendo un giro e soprattutto a questo, maledetto. Attenzione, possiamo cambiare un riparo, addirittura scendere al piano di sotto e qua c'è stato appena adesso un buco. Mamma mia, proprio tanti modi per arrivare alla destinazione. Allora, innanzitutto vediamo se ci conviene avanzare oppure scendere qui. Allora, qui c'è solo una guardia. Mamma mia, potrebbe essere anche utile scendere da questa parte. Attenzione, questo maledetto ci vede. Però non saprei, Potremmo anche continuare da questa strada e andare direttamente al lucernaio rosso, che è la nostra via di fuga. Molto ma molto più semplice così. Allora, andiamo, dobbiamo essere molto rapidi con i tasti. Abbiamo un bel coltellino, istinto ne abbiamo poco e niente, quindi molta attenzione. Cambiamo il riparo. Bene. Andiamo, è che mi confondo un po' con i tasti. Ok, perfetto. Allora, nascondiamoci immediatamente qui dietro. Dobbiamo trovare adesso il modo giusto per assassinare il nostro amico. Allora, la guardia da là sotto lo vedrà. È un buco bello profondo. Oddio. Secondo te? E stanno parlando adesso ragazzi, non posso... Ora non è il momento, continua a cercare. Dicevo così per dire. E stai lontano dal bordo, ok? Se scivoli, ci resti secco. Nessuno ci resterà secco, idiota. Ok, Anche se il nostro amico ogni tanto si affaccia lì, potrei dargli un calcio nel sederino e mandarlo a terra. Ok, benissimo, attendiamo che la guardia si faccia un giro dall'altra parte e gli lanciamo un bel coltellone in testa al nostro amico. Così avremo la possibilità anche di nasconderlo nell'armadio lì sotto. Benissimo, proviamoci. Bella. Presto. Perfetto. Silenzio prego, parte 2. Ottimo ragazzi. Allora, una guardia sta arrivando. Attenzione. Tu hai un'aria sbagliata. Ehi tu, fermo! Cazzo! Ho dovuto farlo ragazzi. Ci scopriva altrimenti. Meno male che la guardia dall'altra parte forse non ci ha visto. Oddio.
una guardia dall'altra parte con la luce, può darsi che ci vede, meglio nasconderci. Un attacco rapido e veloce ho dovuto fare. Mettiamo anche questa guardia qui dentro, ragazzi, potrebbe essere utile. Presto. Perfetto. Allora, ce l'abbiamo fatta. Vorrei salvare adesso, però dobbiamo capire adesso come andare avanti. Potremmo scendere di qui, molto intuitiva l'idea, e procedere in avanti per vedere magari come riuscire ad andare avanti. Allora, una parte, ragazzi, molto silenziosa, molto ragionata, però è stato necessario per arrivare fino a questo punto. Nella prossima parte di questo gameplay vedremo un po' come andare avanti magari da questo punto, e sarà un'esperienza davvero più unica che rara, perché voglio proprio vedere se devo ricorrere alle mie belle pistolone per andare avanti e farmi strada, oppure sempre in questa maniera. Allora, ragazzi, proviamo ad andare avanti, vediamo un po' in che modo possiamo farcela. Abbiamo sempre il nostro bel coltellino, qua c'è una sorta di raggruppamento di guardie, abbiamo tanto istinto, quindi usiamolo a dovere. Possiamo procedere verso il basso, e io direi che è il modo più adeguato, a meno che non ci vogliamo fare un salto di 30 metri. Bene, io direi di scendere adesso. Ecco, le guardie adesso sono girate. Guardia proprio alla nostra sinistra, non me ne ero neanche accorto, ragazzi. Un buco qui c'è davanti a noi, possiamo utilizzarlo magari per fuggire. Ok, proviamo adesso. Benissimo. E vai. Questa zona mi piace. Ok, passiamo attraverso. Aspettate che c'è una guardia qui. Ok. Bella. Mettiamoci qui dietro. Andiamoci dall'altra parte, Hitman. Andiamoci dall'altra parte. Mannaggia, non mi ricordo come si riesce a spostare la visuale dall'altra parte. Proprio la luce del nostro amico ci sbatte sulla testa pelata. Allora, possiamo procedere dritto. Che cosa c'è dritto? È un muro quello? Possiamo andare avanti, vero? Abbiamo tanto istinto. Potremmo provare, ragazzi, magari ad andare avanti utilizzando tutto il nostro istinto. Potrebbe essere un'idea, andando avanti verso l'uscita. Possiamo provare a passare di sotto, perché di sopra mi sembra un po' un'azione suicida. Allora, andiamo. Allora, attendiamo che questa guardia qui a sinistra si faccia un po' i fatti suoi, andando a guardare verso l'altra parte della biblioteca. Benissimo, andiamo, proviamoci. Vediamo cosa c'è qui in mezzo. Ok, delle scale utili. Vediamo un po' se qua sopra una guardia. Attenzione, maledizione. Allora, possiamo decidere se andarla... Oddio, hanno trovato il corpo. Maledizione, forse ho lasciato qualche corpo di qua e là. Attenzione, dobbiamo farla secca quella guardia, ragazzi, rompe troppo le scatole. Ops, ragazzi, ci hanno fatto secchi. Oddio. Sembra tutto a posto, ma vediamo di restare sveglio. Utilizziamo l'istinto. L'istinto, ragazzi. L'istinto. Forse ci riusciamo. Forse ci riusciamo. Non ci ha visto nessuno. Andiamo, ragazzi. Mamma mia, non abbiamo utilizzato neanche un'arma. Andiamo, andiamo, andiamo. Proviamo da qua su. Deve essere qui, è l'unica strada. Saliamo da qua sopra. Deve esserci una sporgenza, infatti me lo immaginavo. Ok. Proviamo di qui. Rilascia il lampadario. No, non ce n'è di bisogno. Ok, possiamo procedere dritto. Vediamo dov'è l'uscita. Ottimo, wow, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Non so neanche come. Obiettivo completato, perfetto. Apriamo la porta. Quant'è il nostro punteggio? 7278. Wow. Apriamo. Presto. Olè. Wow, che partita, ragazzi. Davvero, questo è uno dei livelli più difficili che io abbia mai giocato su Hitman Absolution. Vediamo dove ci ritroviamo. Allora, istinto puro sbloccato. Mamma mia del punteggio, ragazzi. Cioè, non ci siamo fatti scoprire dove c'erano tutte quelle guardie. Proprio una cosa immensa che siamo riusciti a fare. Mamma mia. Fatemi sapere soprattutto se ci sono altre strategie per superare quella biblioteca, che sono curiosissimo di saperle. Oddio, c'è qualcuno. C'è qualcuno. Un elicottero. Oddio, ragazzi, a quanto pare ci vedremo un po' come risolvere il nostro caso all'interno della puntata successiva. Mi raccomando, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo video, soprattutto, come ho detto appena adesso, se ci sono altri metodi per superare queste determinate avversità. Dimenticavo una cosa, ragazzi, fatemi sapere per quanto riguarda la campagna in Far Cry 3 se intendete, anzi, se vi piacerebbe vedere una serie completa su tutte le missioni disponibili su Far Cry 3, oppure solo le missioni principali, ovvero solo i tratti principali del gioco. Ovvero mi ritrovo Hitman quindi a portata di mano, quindi un annuncio che volevo fare anche al termine del video. Fatemi sapere quindi che cosa ne pensate, magari tramite un commento lo potete scrivere direttamente sotto questo video. Spero, ragazzi, quindi che questo video vi sia piaciuto, votate e commentate. Ciao a tutti!